Tante cose non stanno andando bene in questo periodo, la gente ce l'ha con la politica, la gente ce l'ha con i politici, tanti hanno fatto errori, anche noi abbiamo fatto degli errori, ma una cosa è certa, i sindaci Lega in tutta la Padania si sono sempre dimostrati i migliori sindaci di questo Paese. E se così è, lasciatelo dire a una vicentina che ama la sua città e che dice sempre a Roma che i più belli anni della mia vita li ho passati in provincia di Vicenza, 10 anni, e non so cosa avrei dato per rimanere ancora là, perché eri nel territorio e lavoravi per la gente. Se così è, noi dobbiamo dimostrare che anche Vicenza non è da meno di Treviso, non è da meno di Verona, e che anche lei ha diritto di essere amministrata da un bravo amministratore Lega. E questo dobbiamo avere il coraggio di dirlo in ogni strada, in ogni quartiere, in ogni piazza e in ogni mercato, chiedendo al sindaco che non chiacchieri, che non sia bravo affabulatore, ma che sia soprattutto uno che guardi la sua gente e faccia per la sua gente. Non mi pare che poi in questo periodo, altro che, scusate il termine molto veneto, ciavate sulle tasse, non sia arrivato altro, perché se arriva ciavate sull'IMU, adesso ci arriva quella prossima, va bene? Che gli unici in Parlamento che si sono battuti contro si chiama Lega, perché a me, sapete, fanno anche ridere quei sindaci che poi vengono dai cittadini e si lamentano, però intanto fanno parte di quei movimenti politici che in Parlamento tutte quelle tassazioni e la ciavata sulle pensioni che tanti di voi hanno preso le hanno votate e non sono mica andati a Roma a prendere con i forconi i loro parlamentari che intanto fregavano i cittadini. Perché sapete, bisogna che ne ricordiamo anche, se permettete, queste cose.